Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Bentrovati, allora nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Saluto subito il dottore Nino Iannotta perché oggi parleremo delle operazioni colturali da fare nel periodo invernale, o meglio nel periodo di fine inverno, anche se il clima ultimamente è un po' impazzito, siamo passati insomma dalla neve alla primavera nell'arco di poche ore, questo magari influisce anche sulle piante. Dicevo, le operazioni colturali da fare proprio per ottenere alla fine un prodotto di qualità, cioè un olio di qualità, e le nostre telecamere sono state nel campo sperimentale del CREAOFRA di Rende, dove proprio c'è questa azienda, dove ci sono queste piante, e esperti del settore hanno illustrato proprio queste tecniche, vero dottore Iannotta? Esattamente così, il CREAOFRA è un centro di ricerca per l'olivicoltura, a fianco del quale c'è questa azienda sperimentale dove ci sono delle piante di diverse cultivar e una raccolta, un germoplasma olivicolo, in realtà dove vengono effettuate delle ricerche, quindi vengono fatte delle prove sulle diverse operazioni colturali mirate ad alcuni obiettivi che sono ovviamente quello della produttività in senso quantitativo, ma anche quello della produttività in senso qualitativo. Poi ci sono da studiare anche i risvolti sugli impatti ambientali, quindi praticamente l'uso della chimica o non uso della chimica, e diciamo tutta una serie di operazioni, fra le quali anche quella della potatura, che è tipica di questa stagione, e quindi diciamo è importante sapere tutte queste cose, soprattutto in relazione a quel che diceva lei in premessa, cioè noi viviamo questo cambiamento climatico in atto che praticamente ci porta a questi sbalzi, questi cambiamenti repentini, improvvisi, che le piante accusano più di noi. Si possono proteggere le piante perché dicevamo, passiamo da 0 gradi a 18-20 gradi nell'arco di poche ore, quindi questo sbalzo termico può influire proprio sulla pianta, sulla produttività della pianta. Sì, influisce molto perché tutti i processi fisiologici legati alla produttività, ma comunque i processi fisiologici della pianta, sono rapportate diciamo, alle condizioni climatiche esterne, quindi le temperature. Per esempio nel caso delle coltivazioni vegetali le temperature basse bloccano tutta l'attività vegetativa, le piante vanno in letargo, sono ferme dal punto di vista vegetativo, come in effetti devono essere per esempio quando si fa la potatura. Improvvisi cambiamenti delle temperature e dell'umidità con questi balzi in avanti possono mettere in moto i processi di ripresa vegetativo della pianta, e questo porta degli sconvolgimenti di tipo fisiologico, di tipo metabolico, per cui espone la pianta anche per esempio alle gelate successive, eccetera, può provocare dei danni. Oltre naturalmente a incidere perché diciamo, le piante, come tutti sappiamo, hanno delle gemme che possono poi evolvere a fiore, quindi dar luogo ai frutti, oppure al legno e dar luogo a situazione vegetativa, a rametti. Noi desideriamo che le gemme evolvino a fiore, quindi perché noi aspettiamo i frutti, diciamo naturalmente, e quindi dobbiamo fare in modo che tutti questi meccanismi siano regolati nell'ottica dell'evoluzione a fiore delle gemme.
C'è grande interesse proprio per questo campo, questo ambito dell'Associazione Olivicola Cosentina, che proprio diciamo tra virgolette investe in cultura, perché in questo caso bisogna fare cultura, informazione, programmazione per ottenere un prodotto di qualità. Oggi non è con noi il presidente Magliocchi, ma lo ascoltiamo perché ha seguito con attenzione, no, questa giornata a Rend, devo dire molto soddisfatto. Ascoltiamo il presidente Magliocchi. Oggi credo che essere qui nell'Istituto per l'olivicoltura di Rende diventa ancora più significativo, perché avremo la possibilità di ascoltare i tecnici, gli esperti, per come si va a condurre oggi un impianto olivicolo. E proprio in questa nostra serie di aggiornamenti per gli olivicoltori riteniamo molto importante questa fase, perché sentiranno dalla viva voce degli esperti di come comportarsi per quanto riguarda tutte le pratiche colturali che bisogna fare in campo. Il periodo è oltretutto più che giusto, perché c'è l'intervento delle potature, delle concimazioni, prepararsi per i vari trattamenti poi a seguire, eccetera. E quindi l'associazione olivicola sicuramente non può che ritenersi soddisfatta di come è stato finora condotta la informazione e la divulgazione di quelle che sono tutte queste notizie e questi aggiornamenti. E sicuramente nel prosieguo sarà sempre presente a fianco agli olivicoltori per aiutarli e sostenerli a migliorare quelli che sono gli aspetti qualitativi del nostro olio. Già, perché l'obiettivo poi è avere un olio di qualità. Ecco, la Calabria è una delle regioni che ha maggiore produttrice di olio di oliva di qualità. Ci sono ancora degli aspetti, no, che vanno corretti, chiaramente, ma questi incontri servono proprio per indirizzare al meglio gli olivicoltori, quindi per evitare che magari si facciano alcuni errori, vero? Certamente sì. Infatti si dice normalmente che la qualità si costruisce in campo. Quindi tutte queste operazioni culturali che si mettono in atto durante tutto l'arco della stagione, tutto l'anno diciamo, sono mirate ovviamente ad esaltare tutte quelle che sono le condizioni per la qualità dell'olio. Certo, la più importante delle quali è riferita alla genetica, quindi alla cultivar, il genotipo che conferisce determinate caratteristiche all'olio. Però molte cose possiamo, diciamo, anche noi indirizzarle attraverso le operazioni culturali verso la qualità. Per esempio, una delle operazioni culturali più importanti a questo riguardo è la raccolta, il tipo di raccolta che si effettua, sia in termini di modalità, sia in termini di epoca di raccolta. Sono determinanti per la qualità dell'olio. Ma anche il resto delle operazioni culturali, si può pensare per esempio ai trattamenti fitosanitari che evitino diciamo, le infestazioni di alcuni fitofagi che producono danni alla drupa e conseguentemente anche all'olio, così come alcuni patogeni che attaccano direttamente il frutto, poi alla fine diciamo, queste malattie che sono essenzialmente di tipo fungino finirebbero anche per alterare la qualità dell'olio, quindi una corretta e razionale gestione della difesa fitosanitaria è fondamentale per la qualità dell'olio. Poi anche le altre pratiche culturali influiscono, la concimazione, perché mantenere in equilibrio tutti i macroelementi e i microelementi di cui la pianta si avvale per il proprio metabolismo e quindi da questo ne discende la concimazione e l'irrigazione, che nel loro complesso formano la nutrizione della pianta. Così come anche la potatura, perché la potatura poi in definitiva persegue l'obiettivo dell'equilibrio della pianta e quindi l'equilibrio della pianta significa anche metabolismo equilibrato, significa diciamo, capacità di catturare la luce nella miglior
modo possibile, quindi nella maggiore quantità possibile, dando luogo alla fotosintesi clorofilliana che poi dà luogo alle catene glucidiche, alle sostanze di riserva che vengono accumulate dalla pianta e rappresentano il carburante, tra virgolette, attraverso cui la pianta poi esprimerà la propria potenzialità produttiva. Allora ascoltiamo gli esperti che hanno partecipato a questa giornata. Iniziamo dal direttore di sede del CREAOFRE che è Enzo Perri, che appunto si sofferma tra l'altro anche, come diceva lei, dottore Iannotta, anche sull'epoca di raccolta, proprio per avere una migliore qualità dell'olio. Per quanto riguarda le pratiche colturali, la raccolta che è ovviamente regina delle pratiche, perché l'olivo è coltivato per la raccolta delle olive e per la produzione degli oli corrispondenti. Quest'anno intanto registriamo con soddisfazione finalmente un'annata di carica e di una produzione di oli di buona qualità, mediamente di buona qualità, che è testimoniata tra l'altro anche da, come mi anticipava il dottore Magliocchi, da un quantitativo significativo di olio che sarà imbottigliato come IGP Calabria, 1 milione di litri mi pare di ricordare, e che è testimoniata anche dal numero maggiore, più elevato anche di oli che abbiamo selezionato per la edizione 2018 dell'Ercole Olivario, che si terrà a Perugia nelle prossime settimane, selezione che abbiamo tenuto presso il laboratorio chimico della Camera di Commercio di Cosenza, l'azienda Calab, e dove io ho avuto l'onore anche quest'anno di essere presidente di commissione, e abbiamo assaggiato con piacere 18 campioni selezionati da tutte le province calabresi. Questo per testimoniare che cosa? Che 18 campioni di oli extravergine e doppi GP è un numero notevole, forse un record rispetto agli anni passati. Questo già la dice lunga sulla maturità, sulla sensibilità e sulla crescita del comparto olicolerario regionale e delle aziende che imbottigliano in modo particolare. Questo ci ha molto rallegrato. Abbiamo registrato anche una riduzione in percentuale del numero di campioni con lievi difetti, perché purtroppo evidentemente non tutti gli imbottigliatori calabresi fanno tesoro dei corsi per assaggiatori, che pure le associazioni e anche il Centro per l'Olivicoltura ha promosso negli anni, e qualche imbottigliatore forse un po' si distrae, e quindi abbiamo registrato un 20% medio, insomma circa un 20% di oli con lievi difetti, malgrado fossero da competizione. Però rispetto agli anni passati, nel complesso, tra il numero complessivo di campioni e la bassa percentuale di oli con difetti, ritengo che anche quello sia indicativo di una crescita del settore, di una crescita del nostro comparto. Mi auguro che tutte le aziende abbiano completato la raccolta, perché la raccolta in olivicoltura, ormai lo predichiamo da 40 anni, possiamo dire 30 anni, deve essere anticipata. L'anticipo della raccolta è fondamentale per ottenere oli di alta qualità, pur rinunciando a qualche percentuale di resa. Non è il periodo questo della raccolta assolutamente, anche se magari qualche frutto ancora alle piante è rimasto, però un olio da olive raccolto in questo periodo non sarà proprio al top, è così? Assolutamente no. Un olio raccolto da olive, prodotto da olive raccolte in questo periodo sarebbe un olio pessimo, direi, per tanti motivi, perché la raccolta ha una sua stagionalità e in relazione alla cultivar, quindi al genotipo, anche all'andamento delle condizioni climatiche, però non deve assolutamente superare l'autunno, deve restare nel mese di ottobre-novembre, non deve oltrepassare questo limite. Anche perché la formazione di queste sostanze particolarmente di pregio, che danno valore aggiunto all'olio, mi riferisco per esempio ai polifenoli, mi riferisco ai tocoferoli, che sono le vitamine, mi riferisco alla quantità di acido oleico, la percentuale di acido oleico, che è l'olio acido insaturo che noi vogliamo essere presente nella maggior misura possibile nell'olio, sono tutte caratteristiche riferibili a un'epoca di raccolta compresa fra ottobre e novembre. Quando si va oltre poi
non è più così, a parte il fatto poi della caduta spontanea delle Certo. drupe, per cui poi si viene a fare la raccolta da terra, quando ci sono dei deterioramenti in atto dovuti alla caduta, alla frattura che si provoca sulla cute delle drupe, e quindi si dà il via alla produzione di acidità libera attraverso la fermentazione lattica, eccetera, che sono tutti fattori negativissimi per l'olio. Il dottor Perri faceva riferimento a questo concorso di carattere nazionale che si chiama Ercole Olivario, si svolge a Spoleto in provincia di Perugia, è importantissimo, è uno dei maggiori concorsi sulla qualità dell'olio in Italia e forse non solo in Italia, dove prodotti calabresi già hanno vinto. E questa è una bella cosa, significa che... Negli anni scorsi hanno vinto, adesso quest'anno parteciperanno di nuovo, abbiamo visto che sono 18 Certo. gli oli calabresi che concorreranno, diciamo, in questa manifestazione, e questo è un motivo di vanto, un motivo, diciamo, è una caratteristica di pregio della produzione calabrese. Questo è importante, poi abbiamo visto c'è una minima percentuale di oli difettati che sono stati esclusi, però diciamo si sta migliorando, no? Anno per anno, magari il prossimo anno saranno ancora di meno, anzi sì, si spera anche che... se in realtà io devo dire che fa un pochino rabbia rilevare questi dati così degli oli difettati, che poi erano 5 su 18, però fanno rabbia perché dipendono dalle condizioni di trasformazione. Molte volte sono le negligenze dei produttori che, pur sapendo che determinate pratiche, diciamo, poi alla fine finiscono per generare questi difetti, non mettono in atto le misure necessarie. Per esempio la conservazione delle olive dalla raccolta alla trasformazione, il tempo di trattenimento di queste olive dalla raccolta alla trasformazione, sono tutte cose che vanno contenute entro limiti molto brevi, entro 24-48 ore devono essere lavorate queste olive e devono essere conservate in recipienti aerati, non certo nei sacchi chiusi, eccetera, dove si sviluppano le fermentazioni di cui parlavamo prima. Questi difetti poi nascono da questi fattori qui, soprattutto il difetto del riscaldo, alcuni difetti che sono stati rilevati in questi campioni che avevano, diciamo, l'obiettivo di partecipare a questo concorso Ercole Olivario. Magari si fa tutto per bene, la potatura, la concimazione, la raccolta nel periodo giusto e poi si rovina tutto per una leggerezza, esatto, brava, che purtroppo insomma, significa che l'olio viene scartato, no? Esatto. Quindi non può partecipare a questi concorsi dove, come ha detto lei, ci sono dei produttori calabresi che hanno avuto delle eccellenti performance, diciamo così. Ed è importante avere diciamo, delle eccellenti performance in questi concorsi, anche se poi alla fine non si vince, ma si può essere piazzati, certo, eccetera, perché poi vengono conosciuti sul mercato nazionale, sui mercati internazionali, e soprattutto se sono portatori di marchi di qualità, come noi per esempio adesso stiamo promuovendo questi IGP, certo, olio di Calabria, che è un marchio prestigioso per i contenuti del disciplinare che lo regola, perché sono contenuti molto rigidi e tutti mirati, diciamo, all'ottenimento di un prodotto di altissima qualità. E quindi, diciamo, sarebbe opportuno che questa altissima qualità che si produce in Calabria poi venga conosciuta sui mercati internazionali e quindi avere anche poi alla fine il ritorno economico, che è il motivo per il quale noi facciamo questo lavoro. Certo, cioè, bisogna puntare poi sull'internazionalizzazione poi certo, delle aziende. Intanto torniamo sulla genetica, no? Perché anche la genetica ha la sua importanza, no? Per quanto riguarda la pianta, anche la resistenza al freddo, no? Parliamo di questo inverno per tratti mite, per altri tratti gelido, come dicevamo prima, in poche ore. Così. Allora ne abbiamo parlato con Fabrizio Carbone, che è proprio un esperto, un genetista. Vediamo che cosa ci ha detto. Ovviamente le varietà si comportano in maniera differente, rispondono
ai vari stress sia biotici che abiotici, nel caso specifico del freddo, in maniera differente, grazie a quello che è scritto sul loro genoma, quindi che è la carta d'identità appunto delle varietà. Sono stati condotti alcuni studi, soprattutto negli anni passati, anche da questo centro in collaborazione con altri centri del CREA, per andare proprio ad identificare quelli che sono i geni marcatori del freddo, cioè quei geni candidati potenzialmente coinvolti nella risposta allo stress da freddo. Questi studi servono fondamentalmente a noi genetisti poi per andare a indirizzare i programmi di miglioramento genetico, quindi selezionare delle varietà che siano ovviamente dei genotipi che siano ovviamente più resistenti allo stress abiotico del freddo e conseguentemente possono essere poi successivamente più adattabili ad areali, ad ambienti diciamo dove appunto le temperature medie sono più rigide. Negli anni passati in realtà l'obiettivo era soprattutto quello di poter portare gli olivi su latitudini in areali un tempo diciamo dove era impossibile appunto fino a alcuni anni fa trovarne, e quindi gli studi proprio questi qua a cui facevo riferimento prima, che sono stati condotti dal nostro centro di genomica di Fiorenzuola, del CREA, avevano proprio come obiettivo quello di andare a studiare questi geni coinvolti nello stress da freddo, proprio per selezionare varietà che potessero poi più facilmente essere adattabili ai loro areali, agli areali del nord. In realtà però questi studi vanno affrontati con attenzione anche per il nostro territorio, per andare poi a monitorare invece i genotipi che sono diciamo autoctoni nel nostro territorio. Questo per rispondere ai cambiamenti climatici che si stanno verificando. Per assurdo nel nostro caso, nel nostro territorio, il problema non è tanto la temperatura bassa quanto piuttosto invece l'innalzamento delle temperature medie, che fanno sì che, lo stiamo verificando negli ultimi anni sempre più spesso, che la stagione invernale si accorci, portando poi a un anticipo della fioritura degli olivi. Noi sappiamo che gli olivi nella fase invernale sono diciamo pronti a rispondere all'abbassamento delle temperature che sono tipiche del periodo invernale, proprio perché in quella fase le piante, per quanto siano sempre verdi, comunque gli olivi sono in una fase di fermo vegetativo e quindi tutta una serie di processi metabolici sono rallentati o comunque addirittura assenti. E questo quindi fa sì che la pianta possa rispondere anche a temperature molto basse. Il problema invece è quando poi avviene la fioritura e quando in realtà questo fermo vegetativo non c'è più, e quindi lì la pianta appunto c'è l'induzione della fioritura, c'è lo sviluppo vegetativo e che succede? Succede che poi basta anche una semplice gelata di aprile, un'escursione termica che noi possiamo aspettare appunto in aprile, in quei mesi in cui la fioritura invece si sta avviando, e questo anche poche ore di questo abbassamento termico può portare a un danneggiamento che poi causa anche una riduzione in termini di produzione, e quindi quello che come obiettivo ci stiamo prefiggendo noi genetisti è di andare poi a ragionare non soltanto sui geni legati al freddo, ma andare a studiare i geni che poi vanno a controllare e indurre i processi di fioritura, magari anche per andare a selezionare delle varietà che possibilmente a questo punto ritardino leggermente la fioritura, posticipino leggermente la fioritura per avere poi una maggiore appunto resistenza e risposta a questo tipo di problematica. Beh, noi abbiamo diverse cultivar sul territorio, qual è quella più resistente, dottore Iannò? Ma fra le nostre, quella autoctone, io indicherei sicuramente la Carolea, che è una cultivar particolarmente resistente al freddo, infatti diciamo, ha resistito nel 1985 alla gelata fortissima che ha distrutto quasi tutta l'olivicoltura umbra. Nei nostri campi sperimentali di Spoleto l'unica che è sopravvissuta è stata la Carolea. Un po' perché diciamo, ha questa caratteristica particolare di resistere al freddo invernale,
per cui le cellule riescono a espellere l'acqua e c'è il fenomeno della sopraffusione, c'è una massima concentrazione dei succhi all'interno della cellula e quindi riescono a resistere anche a 14-15 gradi sotto zero. Il problema è quando poi si verificano le gelate estive e le gelate primaverili. Sì. Le gelate primaverili. Quando la cellula riassume l'acqua dagli spazi intercellulari verso cui li aveva orientate e quindi si espone a queste gelate che l'acqua, aumentando di volume, finisce per spaccare le pareti cellulari e quindi dar luogo a danni di evidenza anche visiva. Fra queste cultivar, quelle osservate, noi diciamo nel nostro campo sperimentale di Spoleto ne abbiamo centinaia di cultivar diverse. L'unica che effettivamente è riuscita a resistere è proprio una cultivar calabrese, chi l'avrebbe mai detto, ed era la Carolea. Bene, noi ci dobbiamo fermare davvero pochissimi istanti, devo dare la linea alla regia al nostro Enzo Leonetti, ma torneremo tra poco proprio per ascoltare ancora altri esperti che ci svelano, ci spiegano appunto altre tecniche, come difendere insomma la pianta, ma tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Eccoci di nuovo in studio, allora ricordo questa puntata dedicata proprio a queste operazioni culturali di fine inverno, siamo sempre in compagnia del dottore Nino Iannotta, abbiamo ascoltato nella prima parte alcuni interessanti aspetti evidenziati dagli esperti che erano presenti nella giornata che si è svolta nel CREAOFA di Rende. Si parla anche degli aspetti degli stadi fenologici dell'olivo, anche questo è un aspetto importante, dottore Iannotta. Sì, è un aspetto molto importante perché gli stadi fenologici stanno a indicare diciamo, le diverse fasi nella biologia della pianta durante l'anno. Ovviamente le operazioni colturali sono direttamente correlate a queste fasi fenologiche. Per esempio nel periodo dell'ingrossamento dei frutti, di maturazione eccetera, c'è bisogno che la pianta abbia delle condizioni nutrizionali ottimali, e così come deve essere resistente ad alcune malattie, quindi in qualche modo devono essere, e allora sono collegate alla concimazione, alla nutrizione in generale, così come diciamo, la parte riguardante la potatura eccetera poi ha una grossa influenza sulla fioritura e quindi sulla mignolatura prima e fioritura dopo, che determina la quantità di produzione, perché poi l'olivo allega in percentuali bassissime, quindi diciamo elevare di qualche piccola percentuale la quantità di fiori che allegano, che riescono ad allegare, significa addirittura persino raddoppiare la produzione. Noi in questo centro di ricerca diciamo, abbiamo questo tecnico Godino che si è occupato nel corso di tutta la sua carriera diciamo, di questi aspetti dello studio degli stadi fenologici dell'olivo. E allora ascoltiamo Gianluca Godino, che è proprio un consulente tecnico che si sofferma su questo aspetto. Conoscere e seguire le varie fasi fenologiche nell'olivo quindi è importante per poi apportare le tecniche culturali appropriate. Quindi si parla di ripresa vegetativa, si parla di differenziazione delle gemme, di fioritura, di allegagione, di cascola, indurimento del nocciolo, e quindi alla invaiatura dei frutti, alla maturazione del frutto e quindi alla maturazione del frutto.
queste fasi fenologiche aiutano a capire, quindi seguire le varie fasi, seguire e monitorare le varie fasi fenologiche, aiutano ad effettuare tutte quelle operazioni culturali, quindi potatura, concimazioni, difesa fitosanitaria, raccolta, al fine di massimizzare i risultati, quindi le produzioni, buone produzioni, prodotti di buona qualità, e minimizzare gli sprechi, quindi produzioni basse con prodotti di scarsa qualità, e quindi, cercare di ottimizzare nel migliore dei modi i risultati diciamo, finali, al fine di ottenere un prodotto di qualità. La qualità, insomma, è un termine che ricorre sempre, no? Poi la pianta dell'olivo, diciamo che possiamo dire che è una pianta resistente, anche una pianta rustica, ecco. Però per ottenere quella qualità ci vuole una cura quasi come un figlio, no? Perché bisogna vedere le varie fasi, bisogna davvero insomma, seguire tutta l'evoluzione proprio per ottenere poi quel prodotto di qualità, che è quello che insomma ogni produttore spera Esattamente, di avere. lo dicevamo prima che la qualità si costruisce in campo, Certo. E quindi in campo attraverso l'adozione di tutte queste tecniche alla fine contribuisce a fare il prodotto di qualità. Tra le altre cose bisogna anche dire che l'olivo è sì una pianta rustica capace di resistere anche ad avversità, alla siccità per esempio. Abbiamo degli olivi secolari. Ci sono olivi secolari che hanno superato millenni di storia e quindi ovviamente esprimono la loro rusticità, la loro resistenza. Però questo non significa che l'olivo si può avvalere di tutte le tecniche agronomiche che possano favorire la produzione, quindi avere una buona nutrizione, avere se possibile anche l'irrigazione nei nostri climi, avere diciamo, la capacità di effettuare una potatura razionale, una potatura efficace, diciamo, sono tutti fattori che poi alla fine contribuiscono non solo a fare questo prodotto di qualità che è nei nostri obiettivi, ma anche a superare un altro handicap che è tipico dell'olivo, che è l'alternanza di produzione. Sì. Perché l'olivo purtroppo ha un'annata di grande carica e ne fa seguire una. Allora per attenuare questo fenomeno che in parte è genetico e quindi è di difficile, diciamo, è difficile trattare dal punto di vista genetico, ma in grossa parte è anche dipendente dalle pratiche colturali, quindi fare le pratiche colturali in maniera buona significa anche diminuire questo fenomeno dell'alternanza di produzione. Quest'anno è stata un'annata buona? Quest'anno è stata un'annata buona da tutti i punti di vista e vi è da registrare che certe volte, anche nel caso dell'agricoltura, non tutti i mali vengono per nuocere. Per esempio il gran caldo che abbiamo avuto quest'estate con la conseguente siccità ha provocato qualche sconnessione nell'equilibrio della pianta, però ha provocato anche aspetti estremamente positivi, perché per esempio ha distrutto tutti i parassiti. Noi non abbiamo avuto quest'anno né nel campo dei fitofagi né nel campo dei patogeni gravissimi danni derivanti dagli attacchi e dalle avversità fitosanitarie, e quindi praticamente alla fine il prodotto è stato buono sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Ascoltiamo ancora Godino, perché parla proprio dell'epoca di maturazione, no? della pianta, e poi il momento della raccolta, quello che dicevamo prima, insomma una raccolta che deve essere anticipata, perché una raccolta fatta a marzo assolutamente non esiste. Assolutamente. Ma nemmeno a gennaio, ma nemmeno a dicembre, nemmeno fatta a ottobre, novembre. Quello. Insomma, già quelle raccolte a dicembre hanno oltrepassato il limite. Certo, allora ascoltiamo quest'altro passaggio dell'intervista a Gianluca Godino.
È preferibile una raccolta anticipata delle olive, questo soprattutto sia di evitare fitofagi, quindi la mosca, danni dalla mosca Bacteroides aureolea, della Bacteroides aureolea sulle olive, ma soprattutto è quello di conservare tutte quelle sostanze fenoliche utili ad ottenere un prodotto di qualità e che possono andare a soddisfare quelle esigenze nutrizionali che oggi il consumatore ci chiede, ma ci permette anche di conservare l'olio più nel tempo. Infatti i composti antiossidanti, quindi i polifenoli, riescono a far sì che l'olio si conservi di più nel tempo. Concetti che vengono ribaditi, no? Ma questo Sì, è quello che bene diceva Godino è diciamo, molto corretto, nel senso che siccome queste sostanze fenoliche, che sono diciamo, quello che noi normalmente chiamiamo i polifenoli, ne abbiamo parlato molte volte, sono delle sostanze antiossidanti che hanno delle caratteristiche eccezionali dal punto di vista salutistico nei confronti del consumatore, quindi sull'uomo, eccetera. Però queste sostanze ossidanti servono anche alla conservabilità dell'olio, per cui l'olio irrigidisce in tempi più lunghi o non irrigidisce affatto in presenza di queste sostanze fenoliche e quindi noi dovremmo fare in modo che l'olio ne sia ricco il più possibile di queste sostanze. Per fare questo è importante la fenologia, lo stato fenologico, quindi anticipare la raccolta è molto importante per avere una grande quantità di polifenoli nell'olio. Questo è importantissimo perché poi un olio si conserva di più, chiaramente. Intanto ascoltiamo anche Francesco Zaffina, che è il direttore dell'azienda sperimentale qui a Rende, che si sofferma sullo stato dell'arte, no? Della potatura. Abbiamo detto che anche la potatura è uno dei passaggi fondamentali proprio per raggiungere quell'obiettivo finale che appunto, lo ripetiamo, è la qualità. Ascoltiamolo. Le operazioni colturali della potatura sono già a buon punto in alcune parcelle sperimentali, perché qua, essendo un campo di moltiplicazione dove si fa ricerca, ci sono delle aree, delle parcelle che vengono trattate in un modo, altre magari per esigenze di ricerca vengono allevate e potate in modo diverso. Qua nello specifico possiamo vedere piante allevate a vaso aperto con la cima lasciata la cima sulle branche principali per poter praticamente effettuare delle prove di verifica sul riscoppio delle gemme avventizie. Praticamente sono delle prove verso una forma di vaso policonico che è molto diffuso attualmente, proprio per verificare la produttività e allo stesso tempo la minore, cioè la risposta dell'olivo a questi tagli, con diciamo, la minore emissione di gemme e succhioni per quanto riguarda la parte aerea e di polloni alla ceppaia. Altre forme invece riguardano proprio il vaso policonico, abbiamo delle parcelle più in alto dove praticamente sono state comparate sulla stessa varietà che la carolea sia il vaso policonico e sia il vaso aperto. Sono in corso degli studi per verificare proprio la produttività, l'emissione delle gemme a legno, l'emissione di gemme a fiore e quindi la risposta a questi due tipi di potatura. I residui della potatura, come giustamente lei diceva, si trovano qua sul terreno perché poi costituiscono altre prove per quanto riguarda la trinciatura dei residui per l'apporto di sostanze organiche al terreno. Ci sono delle prove infatti per dimostrare l'accumulo di sostanza organica in seguito alla trinciatura di questo materiale, all'inerbimento controllato del campo, che è l'altra tecnica conservativa appunto adoperata per ridurre quindi il dilavamento delle sostanze nutritive e l'accumulo quindi come elementi nutritivi per la pianta. Ma è importante anche la forma, no? Che si dà anche alla pianta. La forma è importantissima, direi è quasi tutto. Il dottore Zaffina parlava di diverse impostazioni sul vaso policonico, sul vaso aperto, ma esistono anche altre forme obbligate di allevamento, perché la pianta deve, soprattutto la parte aerea della pianta, la chioma, deve essere messa nella condizione di intercettare la maggior quantità di luce possibile, perché la luce è l'elemento fondamentale per la fotosintesi clorofilliana, che è il fenomeno attraverso cui la pianta assume anidride carbonica
e libera ossigeno, e questo per noi è fondamentale perché ci fa respirare, Certo. altrimenti se si consumasse tutto l'ossigeno presente nell'atmosfera alla fine poi noi non finiremmo per non poter respirare più. Ma per la pianta è importante la fotosintesi perché, come dicevo, è la fase che fa assimilare le sostanze di riserva che la pianta va a depositare nei propri organi, nel fusto delle radici, e poi tira fuori nel momento in cui viene la produttività, quindi la formazione delle drupe, la crescita, l'accrescimento delle drupe e poi la maturazione e la raccolta. Tutto questo dipende poi alla fine, volendo fare chiudere il cerchio, dalla luce. Allora la potatura si pone il problema di mettere questa pianta nelle migliori condizioni possibili per catturare la luce, con altri effetti anche positivi, perché l'arieggiamento, il soleggiamento evita anche il ristagno di umidità e quindi l'insediamento anche di malattie, funghi, batteri, eccetera, che possono svilupparsi all'interno della chioma e poi dar luogo a malattie che provocano danni anche dal punto di vista economico. Questo è anche l'importanza dei corsi di potatura che sono stati organizzati proprio sul nostro territorio, grazie all'associazione olivicola che insomma ha puntato molto, no, su questo aspetto. Sì, ha puntato molto l'associazione olivicola, nella fattispecie il presidente Magliocchi, il quale intelligentemente ha capito che occorre una maggiore formazione per i potatori, perché noi siamo abituati a potatori che tagliano un po' indiscriminatamente, vanno in campo, tutti si dicono essere potatori, poi vanno con le motoseghe, tagliano, però non lo fanno con criteri di fisiologia e con costrutto di razionalità. E allora l'associazione già al secondo anno che ha organizzato questi corsi di potatura, dove viene un docente proveniente dalla regione Umbria, che è uno dei migliori in Italia, il quale praticamente ha già dato un'impostazione, e si parla addirittura di formare una scuola di potatura permanente presso l'Istituto Tecnico Agrario Tommasi, che nei prossimi anni potrà avere effettivamente luogo. Bene, ascoltiamo ancora il dottor Zaffino proprio sulla forma, come dicevamo, delle piante. Già questo nella fase di formazione delle piante è chiaro che si deve tener conto della forma e del sesto ovviamente dell'impianto, in modo da dare la possibilità alle piante poi di potersi sviluppare in quello spazio loro messo a disposizione, perché poi con la potatura ovviamente noi cerchiamo di tenerle nell'ambito di quel volume di chioma e quindi dare la forma e un buon rapporto vegeto-produttivo. Il numero di branche che generalmente si lasciano infatti è di 3, massimo 4, con un angolo di inclinazione che rispetta poi il tipo la forma di allevamento prescelta, e poterla adattare successivamente alla raccolta meccanica, che ormai è diventata una conditio sine qua non per abbassare i costi di produzione, altrimenti non è più concepibile un'olivicoltura razionale con i metodi di raccolta pregressi. Francesco Zaffino prima parlava di questo sistema di allevamento a vaso, no? Abbiamo visto anche qui in questo campo sperimentale, ma diciamo è la tecnica migliore per le nostre zone? Ascoltiamo ancora il dottore Zaffino, poi commentiamo da qui. Nelle piante secolari noi troviamo una forma di allevamento a vaso. Poi le varie diversificazioni ovviamente sono avvenute negli anni, però fondamentalmente si tratta di piante che hanno un numero di branche principali, dalle quali poi si diramano le branche secondarie e quindi assumono questa forma proprio a vaso aperto, policonico, cespugliato, eccetera. È una delle forme migliori in volume, perché praticamente consente di avere un areeggiamento della chioma all'interno, e quindi far sì che la luce vada a colpire tutte le foglie esterne ed interne, e quindi facilita moltissimo la fotosintesi. Quindi la pianta, essendo maggiormente illuminata, produce di più, ha una migliore dislocazione dei nutrienti, ma anche delle sostanze ormonali, e quindi automaticamente la produzione viene a essere uniformata su tutta la chioma. E in più c'è l'aspetto fitosanitario, che ovviamente non è meno importante, per il fatto che la luce va a colpire tutte le parti delle piante esterne ed interne, quindi non c'è ristagno di umidità.
E per quanto riguarda poi il sistema di raccolta, è chiaro che avendo a disposizione un minor numero di branche, soprattutto per lo scuotitore di tronco, che sia con il ombrello intercettatore o con le reti a terra, è chiaro che i tempi di raccolta si riducono perché la pinza dello scuotitore va, diciamo, a vibrare soltanto 3 branche e quindi riduce i tempi di movimento. Lo stesso vale anche per la raccolta agevolata, qualora non si opti per la raccolta meccanica, perché automaticamente la chioma viene a essere concentrata su queste branche principali, la produzione è uniforme dal basso verso l'alto. Beh, dopo la potatura però le piante sono maggiormente esposte, no? Anche ad eventuali malattie, diciamo così, quindi bisogna avere una cura particolare, giusto? Sì, bisogna disinfettare le ferite perché ovviamente la potatura è fatta essenzialmente di tagli e quindi espone i rami, diciamo, all'apertura all'esterno, quindi diciamo, a infezioni di microrganismi che possono insediarsi e quindi nella pratica comune sarebbe opportuno effettuare dei trattamenti proprio in funzione dei rischi che si corrono nel post potatura. Beh, nella giornata di Rende c'era un'altra esperta, no? La dottoressa Veronica Vizzarri, che è sempre ricercatrice ed è proprio esperta in difesa fitosanitaria. Questo, dicevamo, un altro aspetto da non sottovalutare se si vuole mantenere una pianta in salute e ottenere poi un frutto che dia un olio eccellente. Allora ascoltiamo la dottoressa Vizzarri. Dopo la pratica della potatura diventa fondamentale in questo periodo, visto che la pianta ha subito dei tagli sia grandi che piccoli, ricorrere alla tecnica della difesa fitosanitaria. Con che cosa? Soprattutto concentrerei l'attenzione su un trattamento a base di rame, possibilmente idrossidi di rame, in quanto più persistenti, per appunto disinfettare queste ferite che la pianta ha subito e avere anche l'accortezza di coprire i tagli più grandi con del mastice. Perché questo? Perché ci sono patogeni che colpiscono l'olivo che per poter penetrare all'interno della pianta hanno bisogno di delle vie di ingresso, quindi delle vie di ingresso aperte che possono essere appunto costituite dalle ferite. E allora noi con questo trattamento a base di rame andiamo non solo a disinfettare, diciamo, l'intera pianta, ma andiamo a ridurre la carica di inoculo, soprattutto per patogeni come i batteri quali appunto necessitano di ferite per poter entrare, e faccio riferimento nel caso specifico dell'olivo alla rogna dell'olivo, quindi al Pseudomonas savastanoi, Patovar savastanoi, che una volta entrato all'interno è difficile da debellare, infatti per esso si ricorre soltanto a dei criteri di lotta preventivi e non curativi. La dottoressa Vizzarri poi si è soffermata anche sui principali patogeni, no? Che è bene ricordare, noi ne abbiamo parlato più volte anche con lei, perché insomma bisogna stare sempre in guardia, ecco, non bisogna abbassare le difese, bisogna proteggere la pianta, curare le ferite, come diceva la dottoressa, anche per evitare che insomma ci siano queste infezioni, ma ricordiamo allora quali sono i principali patogeni proprio che possono colpire l'olivo. Invito gli olivicoltori a programmare da qui ai prossimi giorni un trattamento verso quello che è una malattia fungina più determinante per l'olivo, che è l'occhio di pavone, e quindi programmare sicuramente un trattamento eradicante per abbassare, diciamo, sia la carica di inoculo sulla pianta, in modo che quando andiamo incontro poi alla nuova vegetazione sulla pianta abbiamo meno inoculo. È fondamentale quindi ricorrere a questo trattamento, logicamente da calarlo poi a seconda se noi siamo in un'olivicoltura biologica o integrata. Sicuramente nel biologico abbiamo a disposizione, ribadisco, i prodotti rameici, però nell'integrato consiglierei da qui ai prossimi giorni anche l'utilizzo di un prodotto sistemico, soprattutto su cultivar che sono come la carolea, particolarmente suscettibile a questa malattia fungina.
Quindi consigli per gli olivicoltori. Dottore Iannotta, potevamo non chiedere di questa malattia che davvero fa paura? In Puglia ha fatto delle stragi, la Xylella fastidiosa, giusto? In Puglia davvero le produzioni, insomma, hanno avuto dei danni incredibili. Non solo le produzioni, in Puglia si è avuto un danno addirittura che ha messo in discussione la vita stessa delle piante. Ci sono delle piante che sono completamente disseccate, sono morte, diciamo, per effetto di questi attacchi batterici dovuti a Xylella fastidiosa. Adesso andare a ricercare le cause è difficile, sia su come siano giunte, perché questo è un batterio che è molto diffuso nelle Americhe, sia nelle Americhe del Nord sia nelle Americhe del Sud. Come abbia fatto a raggiungere i nostri areali olivicoli pugliesi non è dato sapere. Né è dato sapere, diciamo, seppur si può intuire qualcosa, sulle condizioni climatiche che si sono verificate in Puglia e che praticamente, evidentemente, saranno state sovrapponibili a quelle americane, subtropicali, per le quali, diciamo, questi batteri si sono particolarmente sviluppati. Io leggevo un articolo di un ricercatore che praticamente aveva messo a confronto la baia di Los Angeles e la zona di Gallipoli con le condizioni climatiche, e sono effettivamente molto simili, molto vicine fra loro. E quindi questo, secondo me, ha molto agevolato lo sviluppo di questa infezione, perché fra l'altro questi batteri hanno un range di vitalità estremamente basso, cioè vivono e si moltiplicano in uno spazio minimo di temperature. Se queste temperature vanno oltre in alto o vanno al di sotto in basso, bloccano completamente la biologia di questi batteri e alla fine finiscono per ostacolarne lo sviluppo e quindi i danni. Questo forse è anche, diciamo, la fortuna per la quale nelle altre regioni italiane, compresa la Calabria, non abbiamo di questi problemi di Xylella fastidiosa. Ma c'è il produttore calabrese, quando sente di Xylella fastidiosa un po' di ansia. Un po' si allarma, infatti adesso la Regione Calabria, anche con una convenzione con il centro di ricerca di olivicoltura, il CREAOFA di Rende, stanno effettuando dei monitoraggi su tutto il territorio regionale proprio per andare a indagare se ci sono presenze, seppur in forma latente, di questo batterio e che quindi possa in qualche modo rappresentare una minaccia per il futuro. Sentiamo proprio la dottoressa Vizzarri che cosa ci dice a proposito della Xylella fastidiosa, però lei dice che non è che siamo così tranquilli qua in Calabria, perché bisogna stare attenti, in guardia. Ascoltiamola. Sicuramente la Xylella fastidiosa costituisce un problema serio per l'olivicoltura, per ora è incentrato solo nella penisola salentina. Il rischio, come mi chiedeva il dottor Iannotta, a mio parere il rischio c'è, perché purtroppo è un patogeno che si può spostare facilmente. Beh, queste insomma le parole della dottoressa Vizzarri, perché è un patogeno, come dicevamo, che si può spostare facilmente. Sì, però, si può spostare facilmente perché ha un vettore, ha un insetto che è volgarmente chiamata sputacchina, che praticamente c'è l'apparato boccale lambente succhiante attraverso cui praticamente trasmette l'infezione alla pianta, quindi come meccanismo di trasmissione ci sta, è possibile, quello che diceva la dottoressa Vizzarri. Però e basta quindi stare in guardia. Noi facciamo bene a monitorare l'ambiente e a vedere, diciamo, di che si tratta, anche se poi ci sono riscontri di altro tipo che ci possono in qualche modo maggiormente tranquillizzare. Per esempio queste temperature fredde che noi stiamo avendo proprio in questi giorni, queste sono un toccasana ai fini di interrompere diciamo, i cicli biologici di questi microrganismi attraverso, diciamo, situazioni di diapausa che bloccano tutto, e quindi perché poi il meccanismo attraverso cui danneggiano la pianta è questa eccessiva moltiplicazione dei batteri all'interno dei vasi del sistema conduttore, che ostruisce il passaggio della linfa e quindi favorisce il disseccamento della pianta. Ma se non c'è questa esplosione di riproduzione di questi microrganismi, la linfa transita
all'interno dei vasi conduttori e non provoca, diciamo, quantomeno la morte della pianta. Noi siamo quasi in chiusura, davvero anche oggi tantissimi argomenti e spunti interessanti, tanti consigli anche utili per gli olivicoltori. Allora siamo in chiusura, vediamo il Presidente Magliocchi, no? Come ha giudicato questa giornata proprio al CREOFA di Rende. È una presenza preziosissima per i nostri olivicoltori, avere avuto la possibilità stamattina attraverso gli esperti dell'Istituto per l'Olivicoltura di trasmettere quelle che sono tutte le problematiche dei nostri uliveti, problematiche che sicuramente i nostri olivicoltori avranno acquisito con gioia, con apprezzamento, perché ascoltare la voce degli esperti, di chi fa continuamente ricerca su quella che è l'evoluzione della nostra olivicoltura, diventa molto, molto importante. Credo che oggi abbiamo dato veramente un contributo importante per quella che è la nostra olivicoltura, per quelle che sono le esigenze dei nostri olivicoltori di acquisire informazioni sempre più con precisione, sempre più tecniche, che danno veramente un sostegno notevole. Beh, questo è il riassunto della giornata del Presidente Magliocchi. Noi il tempo a nostra disposizione è terminato, comunque ringrazio come sempre il dottore Nino Iannotta per i preziosi consigli, insomma le informazioni che ogni volta ci dà, ogni volta conosciamo qualcosa in più su questo meraviglioso mondo dell'agricoltura calabrese. Ci sono davvero tantissimi aspetti da scoprire e riscoprire, proprio per avere un'agricoltura di qualità, in questo caso un olio di qualità. Grazie. Grazie davvero al dottore Iannotta e grazie come sempre anche a voi, alla prossima, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Teleeuropa Network ti segue ovunque. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!